ci porta alla variabile fondamentale della politica tedesca, la Germania numero 3, che è la Germania industriale. La Germania della Siemens, della Daimler-Benz, della Volkswagen, della Mercedes, delle grandi aziende siderurgiche, della chimica, dei produttori di beni capitali. Bene, queste aziende hanno chiaramente tratto un ulteriorissimo vantaggio dalla gestione economica garantita da istituzioni come la Bundesbank. Però hanno anche riconosciuto che c'erano notevoli benefici derivanti dall'aprirsi ad un mercato europeo completamente aperto e integrato, che è ancora parte fondamentale delle loro vendite, del loro fatturato, il mercato europeo. Secondo loro un'unione valutaria, anche se significava anche l'ammissione dei cosiddetti spendaggioni o comunque degli inadeguati da un punto di vista fiscale come l'Italia e la Spagna, avrebbe minimizzato il rischio di una svalutazione concorrenziale di questi paesi della valuta. Quindi l'idea in ultima analisi era in un qualche modo bloccare le margini di manovra di paesi come l'Italia e la Spagna, quindi questi avrebbero dovuto stare in un tasso di cambio non più competitivo, non avrebbero più usato la propria valuta per, diciamo, aggiustare l'economia, e in un qualche modo si sarebbe garantita la posizione di esportazione dominante tedesca in tutto il mondo. E questo è il motivo per cui in realtà la Germania oggi continua ad avere delle eccedenze in termini di partite correnti, esporta di più, eppure ha l'audacia di rimproverare altri paesi, che sono l'Italia e la Grecia, dicendo loro che hanno dei grossi deficit. In realtà la Germania usa questi deficit perché sono l'Italia e la Grecia che comprano i prodotti dell'industria tedesca. Quindi fa comodo alla Germania questi deficit. Quando dicono i tedeschi che non fanno altro che salvare gli spendaccioni e che non, insomma, devono sobbarcarsi gli oneri di tutti, in realtà dimenticano questa componente essenziale degli scambi economici all'interno dell'Unione Europea. Quindi oggi quello che abbiamo di fronte è una sorta di matrimonio assolutamente non funzionale, perché i due coniugi sono cresciuti, diciamo, i vari coniugi, insomma, paesi come la Grecia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda hanno tratto vantaggio dal fatto che sono riusciti a eludere la convergenza economica attraverso magari una maggiore stabilità, però questi paesi in effetti pensavano che non si potesse più di tanto scegliere. Lo stesso valeva per altri paesi, ma le cose adesso sono cambiate completamente. Adesso è ovvio che questi paesi stanno cercando di competere con un'economia tedesca più forte, ma a causa dell'austerità fiscale imposta e a causa delle regole del patto di crescita e stabilità non hanno i mezzi questi paesi di competere, e pertanto sono destinati a una sorta di servitù perenne. C'è una sorta di sensazione per cui in un qualche modo tutti questi paesi devono abbassare il costo del lavoro, quindi ridurre le retribuzioni, dovranno fare una sorta di svalutazione interna per cui schiacciare le retribuzioni per poter esportare, per poter competere, essere concorrenti rispetto ai tedeschi concorrenziali. Il problema è che in realtà questo si scontra contro la fallacia della composizione, la chiamiamo noi in economia, e cioè, mi spiego, cioè se noi facciamo deflazione tutti contemporaneamente, allora non c'è possibilità che qualcuno di noi cresca. Quindi ci sono 2 o 3 possibili soluzioni. Una potrebbe essere quella di ammettere che è stata tutta un'impresa sbagliata e tornare a 17 valute nazionali. Questo permetterebbe di ripristinare la sovranità fiscale per ogni Stato membro e quindi li allontanerebbe dalle politiche folli di austerità che vengono imposte dalla Banca Centrale Europea, dal Fondo Monetario Internazionale e da tutta una serie di paesi importanti quali la Germania. Ora, ovviamente il sistema attuale di pagamento, di emissione del denaro, ovviamente i cambiamenti che questo significherebbe potrebbero essere catastrofici. Il fallimento della Lehman sembrerebbe una passeggiata nel parco rispetto a quello che potrebbe accadere.
Quello che alcuni tedeschi hanno suggerito, quindi la soluzione 2, non abbandonare completamente l'attuale euro, è un euro a due velocità. Alcuni hanno detto che la Germania dovrebbe in realtà ripristinare il marco tedesco e l'euro diventare una cosiddetta soft currency, una valuta morbida. Intanto c'è lo stesso problema, non ci sono dei meccanismi per cui questo possa essere fatto in maniera ordinata, ci sarebbero degli sconvolgimenti e la domanda a questo punto poi è chi potrebbe far parte del blocco della valuta soft e chi farebbe parte del blocco della valuta hard, più forte e più debole. Un paese molto vulnerabile da questo punto di vista è la Francia. Anche se ai francesi piace pensare di loro stessi come un paese teutonico, disciplinato, almeno di stile teutonico, il suo profilo economico e industriale è molto più simile a quello dell'Italia e in realtà forse ci potrebbero essere delle enormi minacce dall'Italia se l'Italia rimanesse nel gruppo delle valuta soft rispetto alla Francia, nel gruppo della valuta hard. Inoltre non so se la popolazione francese nel suo complesso potrebbe sopportare quella limitazione al tenore di vita che viene imposta ai portoghesi, agli spagnoli e soprattutto ai greci e che se la vedono imposta per poter rimanere nella zona euro. Dopotutto questo è il paese che ha inventato la ghigliottina. E quindi la terza possibilità che ci rimane, la soluzione che forse è la più ragionevole per una più soluzione a lungo termine, è gli Stati Uniti d'Europa. Quando uso l'espressione Stati Uniti d'Europa non voglio far venire alla mente l'immagine di Stati Uniti in Europa, Stati Uniti americani in Europa. Potrei usare l'esempio del mio paese, il Canada, perché in un qualche modo forse è un po' meno minaccioso come esempio rispetto agli Stati Uniti d'America. Parliamo allora del mio paese, il Canada, come esempio. Io vengo da Toronto, vengo dalla più grande provincia del Canada che è l'Ontario. Immaginate per un momento che le più grandi province canadesi, cioè l'Ontario e il Quebec, fossero due paesi indipendenti. Beh, se così fosse, in realtà i loro oneri in termini di debito sarebbe quello dei loro debiti esistenti più le quote rispettive del debito federale totale. La loro capacità di restituire questi debiti sarebbe determinata dalla loro base imponibile, il che significa che quello che poi sarebbe il PIL nominale di ogni paese, è su questo che si tassa, sul PIL. Ma è questo onere in termini di debito come sarebbe? Beh, se consideriamo le cifre attuali, l'Ontario e il Quebec, ognuno hanno dei debiti che sono più alti di quelli della Spagna, più o meno quelli del Portogallo, il che riflette le responsabilità crescenti che hanno in termini di spesa le province canadesi, che devono pagare la sanità, l'istruzione. Queste sono fra le principali fonti di spesa per il governo. E questi impegni di spesa oggi vengono finanziati con dei deficit finanziari e con l'emissione di titoli di Stato. Il Quebec e l'Ontario sono anche simili alla Spagna e al Portogallo nel nuovo ambiente che ho descritto, nel senso che non controllano la valuta in cui vengono emessi i titoli di Stato, perché questo è il dollaro canadese che è emesso dalla banca centrale che è governata dal governo federale. Quindi, dati le scarse fondamentali e l'incapacità di battere moneta, i titoli di Stato avrebbero un tasso di interesse enorme se questi fossero paesi indipendenti, autonomi. Però non è così, perché i tassi di interesse sui titoli di Stato, chiamiamoli così, dell'Ontario e del Quebec sono molto più bassi dei tassi di interesse su quasi tutti i titoli di Stato dei paesi della zona euro. Perché? Perché il federalismo fiscale e c'è anche una condivisione del rischio all'interno della cosiddetta Unione Monetaria Canadese. C'è una comprensione implicita del fatto che il governo federale canadese coprirà e salverà delle province canadesi che dovessero avere dei problemi sul mercato dei titoli di Stato. E questo ci dà un'indicazione sul fatto che nelle unioni monetarie, quando queste vengono integrate da una unione finanziaria e fiscale adeguata, queste funzionano.
Se si va verso questa terza soluzione non si avrebbe mai una soluzione in cui c'è qualcuno che si preoccupa della solvibilità di un singolo paese, perché i singoli paesi a quel punto sono tutti aggregati in un'unica eurozona. Nessuno si preoccuperebbe della cosiddetta deficit della bilancia dei pagamenti. Nessuno si parlerebbe più di paesi che spendono troppo, di gente che frega, per così dire. Se guardiamo agli Stati Uniti oggi, nessuno sa, nessuno si preoccupa, nessuno sa se uno Stato come il Texas ha un'enorme eccedenza, gli altri 49 di bilancio e gli altri 49 hanno debiti o hanno deficit, nessuno si preoccupa. Se la Virginia dell'Ovest, la West Virginia, riceve sempre, è un beneficiario sempre e comunque di trasferimenti di denaro a livello federale, perché la West Virginia fa parte della parte degli Stati Uniti d'America, non è importante considerare la singola West Virginia. Questo è in ultima analisi la direzione in cui dovremmo andare. Penso però che ovviamente per arrivare da qui a lì ci vorranno di tanti anni e i mercati non ci concedono tutto questo tempo. Quindi tenderei a dire che ci potrebbe essere una proposta interinale, per così dire, transitoria, che potesse essere utilizzata per risolvere i problemi nell'immediato. Purtroppo, come ho detto prima, non abbiamo degli Stati Uniti d'Europa e non abbiamo un tesoro funzionante, no? Per tutti gli Stati europei. C'è solo un'entità che è quella che batte la moneta, l'euro, che è la Banca Centrale Europea, ma non c'è un Ministero del Tesoro. E la Banca Centrale Europea purtroppo deve svolgere un ruolo quasi fiscale, anche se non vorrebbe farlo, perché è l'unica entità sovranazionale che può risolvere il problema di solvenza che sta alla base dell'Unione Europea oggi. Ciò che è stato suggerito da alcuni di noi è che la Banca Centrale Europea distribuisca migliaia di miliardi di euro annualmente ai governi nazionali su base pro capite della popolazione dei paesi. Il criterio pro capite significa che non sarebbe un salvataggio mirato né una ricompensa a chi si è comportato male. A tutti vanno dei fondi sulla base del numero degli abitanti. L'idea è che la distribuzione però potrebbe aggiustare, per così dire, verso il basso i deficit, il debito pubblico e allo stesso tempo anche allentare le paure senza dover necessariamente per forza scatenare nuove spese da parte del governo. Non necessariamente. Una volta che i mercati capiscono che i paesi non stanno più andando a rotta di ricollo verso l'insolvenza, allora a questo punto i mercati potranno pretendere meno in termini di tassi di interesse, saranno più in grado e più disposti a erogare credito rispetto a quanto non facciano adesso. Si potrebbe parlare di un'azienda che ha un problema di debito che non riesce a finanziarsi sul mercato dei capitali con delle azioni. Se quell'azienda fosse in grado di invece emettere azioni sul mercato, di farsele comprare dal mercato senza avere più l'incubo della bancarotta, del fallimento, sarebbe molto più facile per quella stessa azienda trovare altro credito per ricominciare a crescere, no? Tenderei a dire che quello che sto suggerendo non è un mezzo per far fronte al problema dell'efficienza della domanda aggregata all'interno della zona euro, è un mezzo credibile per ripristinare la percezione di solvibilità nazionale in modo tale che per paesi come l'Italia si possano impegnare in una spesa di bilancio per favorire la crescita, perché il debito senza crescita non porta da nessuna parte, neanche a ripagarlo, come sta scoprendo la Grecia. E il motivo per cui la Grecia adesso non riesce a crescere fondamentalmente è che è completamente bloccata, non riesce a entrare nel mercato capitale, non trova denaro perché viene percepita come rischio di insolvenza. Se si elimina questo problema e si crea una situazione in cui paesi che magari come l'Italia, l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna sono visti invece come
come l'Ontario e non come uno Stato che sta per fallire, allora a questo punto non si è più nella morsa, per così dire, dei programmi di austerità imposti dalla Banca Centrale Europea. Potrei poi soffermarmi un pochino di più su queste proposte nel corso del pomeriggio, però credo sia importante pensare proprio in questi termini, nel senso che la crisi ci sta spingendo verso una strategia molto più radicale per i politici rispetto a quanto magari essi stessi non si aspettavano qualche tempo fa. Io ritengo che sia importante sottolineare che se questa idea che ho proposto vi possa sembrare un po' troppo radicale, però vale anche la pena ricordare che pochi anni fa l'idea della Banca Centrale Europea che comprasse titoli di Stato sovrani sul mercato secondario, come sta accadendo, sarebbe stata considerata eretica pochi anni fa, perché ci dicevano avrebbe creato un'inflazione, c'era lo Zimbabwe dietro l'angolo, insomma, e questo sarebbe stato un gran problema. Ma invece no, non è successo questo. E quindi possiamo effettivamente renderci conto di come i bilanci, tra l'altro, e la capacità di spesa della Banca Centrale Europea è cresciuta. Weimar non si è materializzata ai nostri occhi e quindi secondo me tutti questi falsi miti vanno assolutamente dissipati. Dobbiamo renderci conto che c'è un'alternativa di cui vi parlerò nel pomeriggio, ma credo fosse importante darvi un quadro storico adesso. Questo è un progetto multiannuale che durerà tanti anni, ma possiamo incominciare da adesso. Grazie.